Veneto nella scorsa tornata. Benvenuto, grazie di essere con noi. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti quelli che sono in collegamento. Ex segretario, tra le altre, regionale di Rifondazione Comunista, è arrivato il comunicato un'oretta fa circa, quindi Rifondazione Comunista a sciogliere riserve, o meglio a sciogliere le riserve il campo largo che vede la candidatura alla presidenza di Manildo, no? Di Giovanni Manildo. Rifondazione Comunista non sarà in questo campo largo a causa della Farcio il Martello, ci racconti tutto. Ma è evidente che c'è un problema rispetto a una torsione moderata dell'alleanza che sostiene Manildo rispetto alla presenza di Rifondazione Comunista. In realtà nelle ultime interlocuzioni che abbiamo avuto si è manifestata una disponibilità a una presenza sostanzialmente invisibile di candidati di Rifondazione Comunista in eventuali altre liste. Per noi questa proposta è insostenibile e quindi facciamo quello che dobbiamo fare. Insomma. Ecco, quindi adesso praticamente correrete da soli, insomma, siete già intenzionati a farlo, a correre da soli con un candidato presidente, giusto? Beh, stiamo già lavorando a questo, cioè non è che ci siamo, come dire, stupiti di questa scelta del centro-sinistra, della coalizione, insomma, dell'alleanza elettorale per Manildo. Noi avevamo espresso il nostro apprezzamento per alcuni aspetti del programma avanzato dal centro-sinistra, quindi il fatto che Manildo dica che il problema è il programma è del tutto evidente che non corrisponde alla verità. No, di programma avevate già discusso? Avevamo già espresso la nostra disponibilità a convergere sul programma che conteneva punti qualificanti sul tema della sanità, dell'ambiente, insomma, ecco, e per alcuni aspetti anche del lavoro, visto che le forze principali che compongono questa alleanza sono state con noi nella campagna per i referendum indetti dalla CGIL, quindi, però insomma c'è stato questa posizione, insomma, che nessuno ha espresso pubblicamente, ma nei fatti è questa, insomma, di non accettare la presenza di Rifondazione Comunista nell'alleanza di centrosinistra. Ecco, di non accettarla non sul programma, ma evidentemente si vociferava sul fatto che una lista di Rifondazione Comunista con il suo simbolo è possibile, forse anche col simbolo di un'altra aggregazione vicina a noi, non era compatibile evidentemente con questa alleanza che si estende oggi anche a forze centriste, a forze come Azione che, come dire, stanno con un piede da una parte e un piede dall'altra, insomma, ecco, cioè che sono disponibili a alleanze variabili con centrodestra e centrosinistra e quindi condizionano evidentemente anche gli aspetti programmatici dell'alleanza di centrosinistra. Dopodiché, vede, c'è un fatto che non è tanto per boria di partito che la cosa, o per una battaglia identitaria. Lei, la vostra TV, insomma, credo che abbia contezza del fatto che Rifondazione Comunista è stata protagonista di importanti battaglie e continua a lavorare, per esempio, sul diritto alla casa, sui temi del lavoro, contro le morti sul lavoro, ma non lo fa con le parole, cioè lo fa con i fatti, con le attività che fa da anni ormai, insomma, su questi terreni e anche sul terreno ambientale. Le nostre federazioni, le nostre compagne e compagni sono da sempre impegnati, insomma, nei comitati e nelle varie realtà, insomma, che difendono il territorio e l'ambiente di questa regione dall'inquinamento. Ecco. Dopodiché ovviamente noi faremo la nostra battaglia contro il centrodestra, ma perché riteniamo, come ha scritto giustamente il nostro compagno segretario, che non può esserci in questa trasmissione semplicemente perché il fatto che è un operaio e adesso è in produzione, ma è chiaro, insomma, che
Ok, però allora, tendenzialmente noi non abbiamo non possiamo accettare questa esclusione, anche per il fatto che noi siamo portatori di realtà e battaglie concrete, insomma, certo. ecco, su tutti i Manildo temi che per oggi ha noi sono dichiarato sulla centrali. stampa che il punto non è la presenza del simbolo di Rifondazione, assolutamente no, ma proprio una questione legata Ma non è, al non è programma. vero. Lei dice non è assolutamente vero, lei smentisce, però la notizia è anche un'altra, che ci sarà un altro simbolo, un altro candidato governatore sulla lista elettorale. E quindi buona corsa Rifondazione Comunista. Vi aspettiamo. Grazie a con voi, i vostri candidati. Siete già pronti con la lista? Prego, siete già pronti con la lista e con la raccolta firme? La raccolta firme comincerà a tempo debito. Sì. Comunque sul piano delle candidature ovviamente noi lavoriamo a un allargamento, ci sono delle disponibilità, non è che siamo degli scappati di casa, insomma, no? Nel Veneto siamo presenti in tutte le province, abbiamo un'organizzazione, facciamo anche quest'anno 4 feste, siamo dentro, insomma, Montereale, anche perché possiamo rivendicare su temi centrali una coerenza che altri non hanno avuto, insomma, nel passato. Potrei dire del Job Act, potrei dire della questione dell'autonomia differenziata, insomma, no? Che nel Veneto nel 2017, che era l'avvio di quel processo voluto dalla Lega di fatto di divisione del paese, e noi siamo stati gli unici insieme alla CGIL a schierarci contro quel referendum, mentre altri lo hanno votato, insomma c'è un problema anche, voglio dire, della qualità di una certa presenza che avrebbe rafforzato in termini di credibilità su alcuni temi l'alleanza del centro-sinistra, perché questo è, cioè noi comunque quando diciamo casa, diciamo lavoro, diciamo ambiente, diciamo opposizione alla guerra, non è che lo diciamo così, cioè siamo costantemente mobilitati in piazza. Grazie a Paolo Benvenu, buona campagna elettorale a questo punto, ci vediamo presto in questi studi. Grazie a lei, grazie per l'invito e buona giornata a tutte e a tutti. Buona giornata, e abbiamo dato anche questa notizia.